E allora i grandi spingono perché vengano siglati questi trattati transnazionali per un commercio più aperto, con l'abbattimento di quelle che sono anche le clausole, tra virgolette, di salvaguardia che ogni paese poi alla fine, di cui ogni paese si è dotato per garantire la salute anche dei propri cittadini. Burlini, voi siete ovviamente contrari a questo trattato transnazionale Stati Uniti-Europa, non la vedete come un'opportunità? Diciamo che siamo contrari a quello che possiamo vedere adesso, perché appunto è segreto, quindi quello che si vede, quello che si sa, quello che si dice ci trova contrari, così come stanno le cose. Io però vorrei porre anche l'evidenza su un problema che secondo me è un pochino più grande. Cioè, in realtà noi adesso siamo focalizzati sul TTIP perché è quello che coinvolge, insomma, Europa e Stati Uniti. In realtà gli Stati Uniti non puntano a questo, non hanno un grossissimo interesse nel TTIP. Ce l'hanno, ma non è quello dove puntano loro. Non è il principale. No, loro puntano al Trans-Pacific, al trattato con la Cina, che stanno già negoziando, e con tutto il sud-est asiatico, che molto probabilmente andrà in porto più velocemente di quello europeo, perché c'è una sensibilità molto, molto diversa con la Cina. Poi lì ti metti d'accordo con il governo e decide il governo cinese, non è che ci siano tutti questi gruppi di pressione in Cina. E quindi io vedo anche un problema un po' più allargato, dove l'Europa viene sempre più estromessa da quello che ormai è evidente è un duopolio America-Cina, da tutti i punti di vista, non solo da un punto di vista commerciale, ma da un punto di vista di finanza, da un punto di vista di gestione dell'economia. Teoricamente l'Europa avrebbe delle carte da giocarsi, sia perché siamo 500 milioni di persone, ma siamo 500 milioni di persone che sono mediamente più ricche degli altri stati. Cioè, se noi andiamo a vedere la concentrazione di ricchezza, la classe media... un mercato appetibile. Sì, in questo momento la classe media più grande del mondo, in questo istante, con più potenzialità di spesa, è ancora l'Europa. Ovviamente Cina si sta avvicinando, India si sta avvicinando, paesi del Sud America anche, ma sono distanti dalle nostre capacità di spesa media. E quindi teoricamente noi veramente avremo l'occasione di dettare le regole, cioè noi potremo veramente impuntarci e dire: no, un attimo, voi state trattando con il mercato più potente del mondo per un certo settore, e quindi sarete voi che dovrete adeguarvi ai nostri standard e non viceversa. Cioè, perché dobbiamo abbassare noi i nostri standard quando invece dovremmo puntare che gli altri alzino il loro? E invece stiamo facendo un gioco molto pericoloso, è un gioco al contrario, cioè un gioco ad abbassare i nostri standard. E tra tutti questi stati l'Italia è quella che probabilmente ne soffrirà di più, perché noi abbiamo degli standard naturali che sono molto più alti degli altri stati. Io ho viaggiato molto per il mondo, ho vissuto all'estero per tantissimi anni. Noi di base abbiamo degli standard in tantissime cose che sono massicciamente più alti degli altri. E quindi questo abbassamento continuo danneggia in particolar modo uno Stato come il nostro, che invece, secondo me, proprio per la posizione che ha, proprio per il fatto che è uno Stato chiave all'interno dello scacchiere europeo, dovrebbe giocarsi una partita in maniera molto più forte, molto più efficace, e non lo sta facendo, ma lo sta facendo che cosa manca? Cosa manca, Bollino? Non c'è la politica, non abbiamo i personaggi. Sì, noi abbiamo abdicato, secondo me non siamo capaci di fare squadra neanche a livello europeo. Noi abbiamo abdicato completamente nella politica estera. Cioè, secondo me i politici hanno visto che i soldi veri si facevano qua e non si facevano da altre parti, e quindi hanno puntato tutto sul mercato interno. Cioè, il vero pericolo io non lo vedo, non l'ho mai visto come, diciamo, la privatizzazione totale, eccetera eccetera, ma il vero business che c'è in questo momento, e che è il vero e dove si fanno i soldi, è nelle partnership privato e pubblico. Se voi andate a vedere, il grande male di questi anni sono state proprio le partecipate che hanno invaso completamente il mercato. È un mercato che da una parte è privato quando gli fa comodo, dall'altra è pubblico quando gli fa comodo da un altro verso.
Esatto, quando ci sono i debiti viene ripianato dal pubblico, però siccome sono una società privata assumo chi voglio io, come voglio io, senza un concorso, senza un controllo, e questo ha fatto i più grandi danni, li hanno fatti così. Quindi siamo già in una situazione pericolosissima adesso, e noi assolutamente siamo un paese che guarda troppo solo se stesso e non capisce che invece per proteggere i propri interessi in questo momento dovrebbe guardare più all'influenza che ha all'estero e giocare delle carte importanti che noi abbiamo, e non lo facciamo. Non lo facciamo perché nei fatti si vede che una serie di azioni che fanno gli altri stati in Europa per garantirsi un successo, noi non le prendiamo. Cioè, la famosa parte in cui il Parlamento fa una proposta in Europa, quella parte cosiddetta ascendente, in Italia non c'è. Noi abbiamo solo la parte discendente, dove ci arrivano tutte le direttive già pronte e ce le subiamo, ma le subiamo a torto anche nostro, perché siamo noi che dovremmo avere un'iniziativa molto più forte e far sentire molto di più la nostra voce. Forse quell'iniziativa che non c'è stata nel periodo del semestre. Prego. Sì, però prego. Vorrei sottolineare che la politica estera italiana è terminata col ventennio fascista. Da quel momento, da dopo la guerra, l'Italia non ha mai fatto politica estera. L'unico che è riuscito a fare un po' di politica estera era Mattei, ma perché si era inventato un'azienda, cioè l'aveva ereditata chiaramente perché esisteva già l'ENI, però l'Italia non ha mai fatto, perché nella foga dello sviluppo interno, dove la maggior parte delle aziende interne, come diceva appunto, erano sovvenzionate dallo Stato, perché erano appalti che venivano dati ad hoc, eccetera, eccetera. In Italia non si è sviluppata una delle grosse aziende che avessero la capacità di andare all'estero e comprare all'estero. C'erano alcune aziende che l'hanno fatto, tipo la Telecom, no? Telecom era la quinta potenza mediatica delle comunicazioni al mondo, e l'hanno frantumata, non è rimasto più niente. Addirittura è quasi in fase fallimentare, e quindi la politica estera in Italia, sia sotto la democrazia cristiana e successivamente con la cosiddetta Seconda Repubblica, non è mai stata rappresentativa. Ricordiamo che la politica estera dell'ENI era quella che ha fatto il primo gasdotto, e quando Mattei ha pensato di fare questo gasdotto, i tedeschi lo prendevano in giro, perché la benzina costava talmente poco, il carburante, il petrolio costava talmente poco, che era assurdo fare un tubo che percorresse mezzo mondo per portare energie, e invece vedeva distante. Oggi si fanno queste cose perché è il futuro. Purtroppo bisognerebbe che ci fosse una intelligenza estera per la politica estera, che non abbiamo, ma non abbiamo nemmeno esperienza e addentellati, ecco. Non abbiamo la capacità, e d'altro canto è significativo l'invito fatto adesso a questo convegno del club di Bilderberg, perché non mi sembrano che siano personaggi da fine del mondo quelli italiani. Sono mezze figure, anche se c'è un Agnelli dentro, piuttosto che, ma non vedo che siano delle figure importanti. Ma d'altro canto, chi manderemo effettivamente per rappresentare l'Italia? Questo è il grosso problema. L'errore che ha fatto Renzi con l'aver preteso di incaricare commissario per gli affari esteri la nostra la Mogherini. E non pretendere l'agricoltura. De Castro sarebbe stato un ottimo commissario, l'agricoltura è in crescita addirittura a 2 cifre in determinati territori, poteva andare a condizionare una politica agricola che sostanzialmente adesso è gestita dagli stati del nord, noi siamo stato del sud ovviamente per l'Unione Europea, e quindi loro portano avanti i loro interessi. Noi non riusciamo a fare squadra con i francesi, De Castro poteva essere la persona giusta, noi abbiamo la Mogherini che è stata tenuta in castigo quando Hollande e la Merkel si sono incontrati con Putin per discutere di politica estera. E noi ci stiamo facendo del male, perché vorrei ricordare i miliardi, sono circa 15 miliardi che stiamo buttando alle ortiche per l'embargo russo, che non possiamo esportare, ma non solo noi con i prodotti agricoli, ma anche l'industria, l'artigianato e tutti gli altri settori. Allora
riusciamo a fare una politica italiana / europea che tratti i problemi immediati e, d'accordo, andiamo a trattare anche quelli transatlantici in maniera tale da poter mantenere le regole e lavorare su queste. Cioè, quindi un trattato è possibile, però possiamo... Sì, ma non abbiamo persone, cioè, abbiamo fatto una figuraccia, cioè, io mi sono sentito male quando ho visto per televisione che andavano a trattare questi e hanno tenuto in un angolo la rappresentante ufficiale dell'Unione Europea. L'Unione Europea non esiste, c'è un'unione delle lobby, lì c'è gente pagata a fior di quattrini, nelle direzioni dell'Unione Europea non ci sono italiani dentro, e comandano gli altri paesi. La Francia, la Spagna e la Germania sono quelli che hanno tutti i loro rappresentanti. Si sta difendendo. Sì. Loro hanno tutti piazzato tutti i loro personaggi nelle commissioni e noi stiamo a litigare per portare là un commissario che poi non fa niente e viene sbeffeggiato addirittura. Infatti il problema serio è che questi signori, al di là dei mezzi personaggi che sono rappresentati e che per l'Italia insomma non vedo grandi scenari, siamo sempre sottoposti all'egida di queste grandi nazioni o di queste nostri partner, per i quali evidentemente stiamo maldigesti, perché è impossibile avere per esempio un ministro degli esteri europeo, la Mogherini, e lasciarla lì, cioè non ha voce in capitolo né quando sbarcano i profughi, né per chiedere soldi per i danni che possono, né per altri motivi, quindi non esiste. Quindi vediamo questa figura che vabbè sta lì, ma è più una figura teutonica più che mummificata. Il problema serio è che noi italiani non contiamo niente. Questo lo dico con evidentemente saggezza, perché ogni volta che si va a Bruxelles ti guardi in faccia, non c'è un italiano che ti possa dare una mano, ma in qualsiasi ambito. Quindi i direttori generali o i vari responsabili, tu vai a parlare, quando capiscono che tu vieni dall'Italia, ti chiudono qualsiasi possibilità. Io tant'è vero che avevo fatto tempo fa una piccola inchiesta personale a Bruxelles, dire ma i concorsi che fanno, chi è che li vince a maggioranza? Di italiani ce ne sono pochissimi e parliamo di base, voglio dire funzionari base, non sto parlando di grandi dirigenti. Guarda caso Inghilterra, Germania, Spagna, adesso Olanda eccetera hanno migliori dirigenti che sono naturalmente strapagati, anche questo con i soldi naturalmente della collettività. Ha senso che noi manteniamo un carrozzone del genere? Cioè questo è il problema, perché poi alla fine sono soldi nostri che vanno da quelle parti. Allora o iniziano a rivedere, e quindi gli italiani dovrebbero iniziare ad avere personalità un po' più serie. Noi abbiamo avuto, ripeto, 6 mesi la nostra possibilità di affermarci sul piano anche dell'identità politico nazionale, non abbiamo fatto assolutamente niente, perché qualcuno mi dica cosa ha portato Renzi a casa in 6 mesi di mandato. Ascoltiamolo un attimo, proprio a proposito del TTIP, un suo intervento nel novembre scorso, appunto, eccolo qua, ascoltiamolo. Non vorrei dar ragione a tutti quelli che contestano il TTIP e che dicono che sono i soliti politici che si mettono d'accordo e che trovano accordi chissà per far che cosa, magari per mangiucchiare come sempre. No, il TTIP è una delle fondamentali scelte strategiche dell'Europa e della presidenza italiana. In un primo momento noi avevamo accarezzato con il governo precedente l'idea di poter fare del semestre italiano il momento di conclusione dei negoziati e degli accordi. Sappiamo che non sarà possibile, sappiamo che purtroppo la tempistica si è rallentata, ha avuto un rallentamento, ma la mia presenza, come quella di tutti gli altri colleghi, ne sono certo capi di Stato dei 28 Paesi europei, capi di Stato o di governo, nel mio caso capi di governo, è il segno evidente e indiscusso dell'assoluta centralità della relazione e dell'amicizia e della collaborazione e della partnership con gli Stati Uniti d'America e tra i nostri mercati e tra i nostri popoli. Per noi è assolutamente centrale che i principali elementi di negoziazione siano al più presto non soltanto chiariti ma evidenziati e in qualche modo rafforzati. E io credo che ribadire che il TTIP non è semplicemente un accordo di libero scambio come altri, è una scelta strategica, mi piace dire culturale, significa riconoscere che cos'è l'Italia. Eccolo qua, Giuliano Beltrani diceva sì, esattamente.
Sì, è esattamente una scelta politica e culturale, non è una scelta che tecnicamente ha una serie di giustificazioni. È la scelta di stare dalla parte delle poche grandi imprese multinazionali che continueranno a determinare le scelte dei paesi e dei consumatori, ma soprattutto dei paesi, perché è questo che mi indigna per certi aspetti, il non tener conto che noi, se continuiamo con un'ottica di prospettiva di questo tipo di globalizzazione, di questo tipo di Europa che ricalca, no, questi interessi delle lobby più forti rispetto alla... Pensiamo solo a come si sta trattando la Grecia in questi, certo, in questi mesi, in questi momenti anche, tra l'altro, che è un esempio plastico, direi, delle scelte che vengono fatte, no? Ecco. Allora, il continuare a pensare che questi interessi siano gli interessi di tutti è veramente la falsità ideologica. In questo senso è una scelta culturale quello che sta facendo Renzi, perché sarebbe molto più onesto dire no, guardate, adesso tutta una serie, cambia il mondo, è cambiato il mondo, per cui tutta una serie di diritti non esistono più. Signori, è finita. Avete i soldi? Avrete la sanità. Avete i soldi? Avrete la scuola. Non avete i soldi? Impiccatevi. Questo è quello che dovrebbero dire con chiarezza. E dire, è una scelta che facciamo. Io non sono d'accordo che siamo in una società post-ideologica in cui non esiste destra e sinistra, è molto ideologica questa società in cui viviamo ed è questa l'ideologia, solo che sembra essere l'unica. Ma dipende anche dalle informazioni che vengono date al Presidente del Consiglio, ma io perché se gli vengono date informazioni positive probabilmente lui quando ufficialmente ne parla le dà come positive. Ma io penso che non sia così ingenuo da non sapere, da non avere le informazioni. Quello che preoccupa sono Wikileaks... le seconde linee, quelle che preoccupano, sono le seconde linee e le terze linee, quelle che stanno discutendo, che stanno trattando, e che poi riportano delle informazioni che distorgono la realtà e convincono un capo di Stato, un Presidente del Consiglio dei Ministri, ad agire come abbiamo sentito. Infatti non lo dicono, però è un nei po' fatti, un problema, scusate, non lo dicono, ma nei fatti accade. Facciamo proprio l'esempio tipico delle olive in Puglia. C'è per caso qualcuno che ha messo... Della Xylella. La Francia ha chiesto subito demolire tutto, quindi aziende che stanno saltando, contadini che non avranno più un reddito, certo. Non si sa se è la Xylella. Non è certo che il problema sia quello. chi sia stato, perché addirittura c'è chi paventa che siano arrivati per mettere questo. Possibile che il governo italiano... L'hanno fatto arrivare a posto. Speriamo di no. No, questo è una trama internazionale. Per fare lo studio di questo tipo di patologia, dice proviamo in Italia, in è stato Puglia. importato presso un laboratorio in Puglia questa cosa, e da qua sembra che sia sfuggita di mano. Scappata. Sì. Quindi voglio dire, da questo che è una cosa abbastanza forte, insomma, si intravede anche il fallimento di questa politica, perché poi ci lamentiamo quando ci sono i suicidi, cioè sta gente non riesce neanche più a vivere, così come non vivono le aziende del Veneto o le aziende della Lombardia, che sono ormai assassinate da un fisco che è la fine del mondo, direi io, da una burocrazia che non ha confini, e vogliamo stare in Europa, ma con quali regole? Perché io non mi devo sentire europeo al pari dell'inglese, del tedesco, del francese e avere come minimo gli stessi diritti? Perché per esempio i nostri parlamentari non tolgono questo benedetto privilegio che hanno al pari di altri loro colleghi stranieri, europei? Non si sa. Allora, in questo caso nessuno dice niente, però nei fatti continuano a fare quello che vogliono. Certo, dobbiamo dare... io volevo fare dobbiamo andare in pubblicità, allora, che la regia mi sollecita. Parliamo di inglesi. No, e parliamo di tedeschi, non è che stanno molto meglio. Se esci da Londra è un disastro, cioè, a Londra l'appartamento costa 100.000 sterline a metro quadro, ma se vai fuori
stanno peggio di noi, ma decisamente molto peggio. Quindi c'è questa sorta di illusione abbastanza diffusa attorno a questo euro, a questa Europa, che poi non corrisponde, non si cala sul territorio. Certo, dobbiamo andare in pubblicità, ma rientriamo subito, poi volevo far intervenire anche D'Onofrio sulla questione della politica estera italiana. Tra poco.